Ci si chiede perché condividere le immagini di un suicidio, ovvero un gesto disperato, che dovrebbe invece indurre alla commozione. Perché, appunto? La morte tragica della giovane mamma di Favara, piuttosto che far commuovere pensando al dramma consumato, ha lasciato tanti ad usare il cellulare per condividere le immagini della tragedia. Un comportamento senza dubbio da sconsiderati, usare la chat in questo modo. Non pensate, ha scritto in un post il sindaco di Favara Antonio Palumpo, che questo rinnovi il dolore di un'intera famiglia? Poniamo fine a questo scempio, ha scritto ancora il sindaco, e abbiate rispetto per i morti e per i vivi che li piangono. Adesso ad indagare sulla vicenda è la polizia postale, perché bisogna identificare quel cellulare dal quale è stato diffuso il video da qualcuno il cui comportamento, lo ribadiamo, è esecrabile e non ha bisogno di ulteriori commenti.